Puntata speciale oggi perché parleremo di Treviso facendo un bilancio degli ultimi 200 giorni e soprattutto guardando anche a questo 2019. Lo avete sicuramente capito, ospite in studio, ringrazio per essere qui Mario Conte, il sindaco di Treviso. Buongiorno sindaco e bentornato in questi studi. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e buon anno, rinnovo gli auguri. Allora sindaco, subito la novità del giorno, una novità che per la verità era già nell'aria, parliamo di inquinamento di PM10, da domani scatta la fascia arancione, quindi blocco anche per certi tipi di Euro 4. Sì, eravamo stati fortunati, particolarmente fortunati quest'anno perché il 2018 si è chiuso come un anno assolutamente positivo da un punto di vista della qualità dell'aria. Ora, a causa ovviamente dell'abbassamento delle temperature e quindi del riscaldamento degli appartamenti e degli uffici molto più spinto di questi giorni, abbiamo sforato per 4 giorni consecutivamente e quindi il passaggio alla fascia arancione è stato inevitabile. Adesso siamo convinti che speriamo possa durare poco. Abbiamo comunque fatto un'ordinanza che con delle deroghe consente ai nostri cittadini di riuscire a svolgere tutti i servizi primari, quindi chiedo un po' di pazienza e soprattutto un po' di comprensione nei confronti di questa ordinanza che ci è stata caldamente consigliata dalla Regione Veneto, quindi a livello regionale, quindi noi ci siamo allineati su un'ordinanza che riteniamo giusta. Siamo riusciti a inserire un sacco di deroghe appunto per andare incontro alle esigenze delle persone, soprattutto quelle più anziane oppure quelle che hanno problemi di salute e hanno necessità per motivi di lavoro di svolgere alcuni servizi. Le deroghe ci mancherebbe per chi lavora, per chi non ha i soldi per comprarsi un Euro 5, un Euro 6 o un'auto elettrica, sono sicuramente una cosa giusta, ma ordinanze di questo tipo a spot, tra virgolette, hanno senso? O rappresentano più un segnale che si vuol dare a un certo tipo di attenzione? Sicuramente è un segnale che serve per sensibilizzare le coscienze delle persone. Avrebbe senso se l'intero territorio regionale seguisse alla lettera questa ordinanza. Purtroppo non è così. Treviso la segue, i comuni limitrofi no, perché la limitazione è quella dei 30.000 abitanti, quindi credo che sia abbastanza limitata come azione. Però come comune di Treviso noi ci siamo sentiti di portare avanti questo tipo di ordinanza appunto come segno di sensibilizzazione nei confronti di un ambiente che noi vogliamo assolutamente migliorato, tant'è vero che già nei primi 6 mesi di azione di mandato abbiamo messo in campo delle azioni concrete, dalle oltre 1000 piantumazioni degli alberi che ha predisposto l'assessore Manera a un piano di rinnovamento con gli incentivi per la sostituzione delle caldaie. Abbiamo messo 200.000 euro quando nei 5 anni precedenti erano stati stanziati in totale 150.000 euro, quindi segnali importanti rivolti alla qualità dell'ambiente e dell'aria e un po' di pazienza da parte dei cittadini che devono un po' abituarsi a cambiare il loro stile di vita. Senta sindaco, cambiamo argomento. Nei giorni scorsi, nelle ore scorse lei è finito sulle cronache anche nazionali per il discorso del decreto sicurezza dopo la presa di posizione di alcuni sindaci tra virgolette disobbedienti, a cominciare da Palermo, Napoli eccetera. Lei l'ha difeso più probabilmente di ogni altro cittadino e uscirà dall'ANCI? Allora c'è stato questo scontro, diciamo, perché intanto i sindaci, quelli che si stanno opponendo al decreto sicurezza, sono fatalità tutti del Partito Democratico. E allora l'analisi che io in primis, più tutta un'altra serie di sindaci che mi hanno seguito è questo, cioè noi ci sentiamo o no rappresentati dall'ANCI? L'ANCI è l'associazione dei comuni o è un'associazione di partito? Perché prendere una posizione tipo quella di non seguire la legge, noi crediamo che non sia una posizione che un'associazione di comuni può assumere. Il presidente De Caro inizialmente si era schierato con quei sindaci che appunto portavano avanti questa linea. I sindaci che portano avanti quella linea hanno voce in capitolo all'interno dell'ANCI e quindi noi chiediamo di aprire una riflessione all'interno dell'ANCI. Se l'ANCI continuerà a tenere posizioni tipo quella del sindaco Orlando, del sindaco Nardella o anche del presidente Del Caro, valuteremo se è opportuno o no rimanere all'interno dell'ANCI. Noi rimaniamo all'interno di un'associazione se porta dei benefici per il comune di Treviso, diversamente faremo le nostre valutazioni.
A Treviso ci sono stati i primi effetti, andando indietro di qualche settimana, del decreto sicurezza, ma ci sono state anche numerose critiche dalle opposizioni, che per carità fanno il lavoro di opposizioni, anche dal vescovo di Treviso nel periodo di Natale, no? Fondamentalmente Sua Eccellenza il Vescovo ha detto: se andiamo avanti di questo passo, chi saranno i prossimi avversari, i prossimi... e ha criticato severamente anche questo decreto sicurezza. Lei cosa risponde alle parole del sindaco? Del vescovo? No, io dico semplicemente che fino a qualche mese fa, prima del decreto Salvini, tutti coloro che superavano le varie fasi delle verifiche dello status o rimanevano nel nostro territorio come dei fantasmi, perché non avevano alcun requisito per poter rimanere, e sparivano dai centri di accoglienza, o coloro che ottenevano lo status di rifugiato politico proprio qui a Treviso finivano come senza fissa dimora sotto un parcheggio. Ci ricordiamo tutti i bivacchi sotto il parcheggio della Piani. Allora non so se al vescovo una situazione come quella andasse bene, non lo so se al vescovo vada bene che ci sono cooperative che speculano sulla testa di queste persone. Io sono convinto di no, quindi per me le parole del vescovo sono sempre motivo di riflessione interiore importante. Dopo però la parte amministrativa deve confrontarsi con le reali problematiche che una gestione sregolata del fenomeno migratorio ha scaricato nei territori. Lo abbiamo visto da un punto di vista della sicurezza, l'abbiamo visto con i dati legati agli arresti per spaccio, li abbiamo visti con tutti i problemi di decoro che in tante zone della città si stavano manifestando, con tutta una serie di problematiche. Allora noi dobbiamo intervenire in modo responsabile e sicuramente mettendo al centro dell'azione sempre l'uomo. Tant'è vero che io personalmente, quando sono stato in visita al centro di accoglienza delle Caserme Serena, sono stato ben accolto anche dagli ospiti, perché sono loro stessi, coloro che vengono nel nostro paese per integrarsi, che vogliono che ci siano delle regole più severe, più rigide e da rispettare tutti, anche nei confronti dei loro compaesani che invece vengono nel nostro paese senza questi obiettivi. Quindi io credo che senza andare a muovere la politica a livelli alti, ognuno deve comportarsi in modo corretto e rispettoso. Credo che attraverso il confronto e attraverso il rispetto della cultura, della storia e delle leggi si possa costruire un percorso di integrazione. Diversamente troveremo le città invase da queste persone che non hanno alcuna speranza e non hanno nessuna prospettiva di vita. Quindi sono convinto che anche il vescovo ne è consapevole, perché poi molti di questi problemi vengono anche rovesciati sulle parrocchie. Io mi confronto quotidianamente con i parroci e vi dico che tanti parroci condividono la linea del fra virgolette un po' meno buonismo, un po' di più realtà, perché diversamente continueremo ad avere veramente un sacco di senza fissa dimora, senza prospettive. Per restare a parlare ancora della Serena, dell'ex Caserme Serena, ci sono i profughi, ma ci sono anche 20 posti letto per i senza tetto e 5 sono già stati occupati. Sì, era prevista questa ondata di freddo. Noi come amministrazione comunale, grazie al lavoro dell'assessore Tessarolo, ci siamo mossi con anticipo, abbiamo trovato un accordo grazie all'ampia disponibilità della prefettura, che ringrazio, del prefetto Laganà che ringrazio, grazie alla disponibilità anche di Marinese e della nuova facility, che si è reso disponibile a creare un piccolo dormitorio ulteriore all'interno di questa struttura, e quindi abbiamo predisposto almeno 20 posti letto in più ai dormitori che sono già presenti nel territorio. C'è da dire che una volta terminata l'emergenza freddo dovremo aprire un ragionamento a livello provinciale che coinvolga tutti i comuni, anche quelli limitrofi, perché è un problema che è un po' di tutti, non deve essere scaricato soltanto nel capoluogo, perché poi capisco che il capoluogo sia più attrattivo sia da un punto di vista logistico per arrivarci, che da un punto di vista magari di passaparola, però ognuno deve farsi carico di un pezzetto di quei costi che è doveroso sostenere in questo periodo particolare dell'inverno. Sindaco, lei ha iniziato premendo forte l'acceleratore sull'aspetto della sicurezza. Da questo studio diceva: la prima cosa che farò da sindaco è girare assieme alla polizia locale. È andato da Salvini, è andato anche da Conte, e nelle ultime settimane, complice anche le festività di Natale, invece ha molto battuto invece sull'aspetto dell'offerta culturale e del futuro di Treviso. Le feste
natalizie sono terminate ieri con queste 10.000 persone che in queste settimane hanno diciamo affollato uno dei luoghi simbolo di Treviso del Natale, rivitalizzata la loggia. Tutto bene, l'aspetto natalizio, o c'è qualcosa da migliorare? C'è sempre da migliorare, però credo che la svolta che i cittadini si aspettavano e che attendevano proprio da questo Natale c'è stata. È stata una svolta che ha preso la direzione della qualità, perché lei giustamente ricordava la loggia incantata, la loggia dei Cavalieri, che era fino a qualche mese fa punto di degrado e di anche gesti magari di vandalismo da parte dei ragazzi, a un punto culturale che ha visto attrarre più di 10.000 persone in poco più di 30 giorni, quindi un risultato straordinario. Tra l'altro è diventato uno dei luoghi di Treviso più fotografati, quindi una bella cartolina promozionale per la nostra città. Però vorrei ricordare anche l'albero di Natale, la cerimonia dell'albero di Natale, vorrei ricordare gli alberi di Natale in tutti i quartieri, perché per la prima volta nella storia abbiamo portato l'atmosfera di Natale attraverso le luci anche in tutti i quartieri. E vorrei ricordare anche la danza verticale, tutti quegli eventi che hanno creato quel programma di oltre 100 eventi tra i quartieri e il centro storico, che hanno reso Treviso davvero incantata, e il riscontro che i cittadini mi hanno riportato è stato straordinario. Tutti ci ringraziano, tutti sono anche un po' dispiaciuti perché in questi giorni poi finirà questa atmosfera di Natale, però l'obiettivo che ci siamo posti è quello di dare continuità proprio con queste caratteristiche, quindi eventi di qualità, eventi che possano ritagliare un'immagine nuova della città di Treviso anche a livello nazionale e internazionale, perché sarà capitato sicuramente anche a voi, ma il video che avevamo fatto di Treviso città incantata è diventato virale e personalmente mi è ritornato anche da paesi dell'Europa, oppure dai miei parenti che addirittura dall'Australia me l'hanno rispedito, segno evidente che è stato un grande successo sia da un punto di vista di qualità che da un punto di vista di diffusione della bellezza della nostra città. Natale è sicuramente una festa in primis religiosa, ma comunque un momento molto popolare. Cosa risponde a chi dice che per queste settimane a Treviso è successo quello che sta succedendo da un po' di tempo a questa parte a Venezia, no? Il rischio di trasformarsi in una grande Disneyland, in una grande bomboniera? Coloro che sono sempre scontenti li troveremo sempre. Ricordo anche, tra le altre cose, la Via dei Presepi, che ha avuto un successo straordinario, che non ha nulla a che vedere con Disneyland, sempre posto che Disneyland sia un posto negativo. Io credo che invece Disneyland sia un posto molto positivo, molto bello e molto attrattivo soprattutto per i bambini, quindi il paragone con Disneyland non mi dà assolutamente fastidio. Se invece intendono dire una città confusionaria, respingo queste accuse, perché credo invece che grazie alla qualità della proposta abbiamo visto anche un turismo di qualità, e questo abbiamo potuto constatarlo anche dal grande successo che hanno avuto i nostri commercianti, i quali mi hanno tutti quanti confermato che è stato un Natale molto importante anche da un punto di vista delle vendite, e quindi credo che la rotta sia positiva. Se a qualcuno ha dato fastidio mi dispiace, però non vorrei che fossero magari nostalgici dei supermercati in piazza o dello Spelacchio dell'anno scorso. Mi fa un po' sorridere perché la gente mi dice: finalmente quest'anno avete fatto la cerimonia di accensione dell'albero. In realtà c'è stata anche gli anni passati, però forse non se n'era accorto nessuno. La statua di Mario del Monaco, non la statua che ha già fatto parlare tanto, ma la statua che canta, la statua cantante col disco dietro, le piace? Posso dire la verità, mi piace molto. Tra l'altro Mario del Monaco è un simbolo della città di Treviso, un simbolo di cultura, un simbolo del grande canto. Mi dispiace che qualche consigliere comunale si sia lasciato andare con qualche aggettivo assolutamente immeritato nei confronti sia della qualità di Mario del Monaco sia della famiglia, e me ne scuso anche perché anche se non fa parte del mio partito, siede tra i banchi dell'opposizione, però credo che invece che anche attraverso questa iniziativa, che magari si può migliorare da un punto di vista della tecnologia, evitando i 2 megafoni ma magari con un po' di filo diffusione, quindi aumentando la qualità della proposta, ricordare anche per 5 minuti al giorno un po' di buona musica, di buon canto, e soprattutto il canto di Mario del Monaco, grande baluardo della cultura trevigiana, sia sicuramente motivo di cultura e di crescita per i nostri cittadini e anche per i nostri ragazzi.
In questo Natale vi hanno dato una grossa mano, sono state coinvolte molte imprese, molte ditte trevigiane, ma quanto è costato il Natale all'amministrazione comunale? Sicuramente non è costato più dell'anno scorso, adesso completeremo gli ultimi conteggi, forse costerà addirittura qualche migliaia di euro in meno. Ovviamente siamo stati supportati da molti privati che però hanno creduto in un progetto qualitativamente altissimo, che ha saputo tra l'altro dare grande visibilità a tutti quei partner che hanno deciso di indossare la maglietta del Comune di Treviso. Quindi credo che questo sia stato tra l'altro un primo passo verso quella collaborazione tra pubblico e privato che consentirà alla città di Treviso di portare e continuare a portare grandi eventi in città di qualità e soprattutto di respiro internazionale. Posso già annunciare che nel mese di agosto-settembre arriverà in ritiro la nazionale di rugby inglese, quindi un grande evento che vedrà protagonista Treviso a livello sicuramente europeo, e anche questo lo riusciremo a fare grazie al supporto ovviamente della società Benetton Rugby, che insieme all'amministrazione si farà carico dei costi, però daremo un'opportunità alla città di Treviso da un punto di vista sportivo di avere un evento a livello internazionale. Ci sarà la partenza della 19ª tappa del Giro d'Italia, anche questa grazie al supporto invece di Pinarello, e anche tanti altri eventi che stiamo cominciando ad organizzare e a definire vedranno questa collaborazione tra pubblico e privato, però facendo alzare tantissimo il livello della proposta della città di Treviso. E questa mostra di cui si parla con immagini, foto, oggetti dell'NBA, del basket? Anche questa è in fase di definizione, sarà nel mese di settembre. Vista la grande storia da un punto di vista cestistico della nostra città, avere anche delle testimonianze dirette dei vari Tony Kukoc, Maidan Tony, Tyus Edney, che hanno fatto la storia del basket a Treviso e poi sono stati protagonisti oltreoceano nell'NBA, credo che sia un motivo di grande orgoglio. Appena sarà definita comunicheremo i dettagli, però dico che siamo addirittura d'arrivo per portare questo grande evento sul tema del basket NBA a Treviso, quindi sarebbe bello coniugarlo anche con una vittoria della Treviso Basket, auspicando che possa saltare e fare il salto dalla A2 alla A1, lo speriamo tutti, insomma. Comunque intanto portiamo anche l'NBA a Treviso. Restando sul tema turismo, lei ha parlato nelle settimane scorse molto del teatro, una situazione per quanto riguarda il teatro del Monaco che si è sbloccata con l'intervento anche del Teatro Stabile del Veneto, ha parlato delle grandi mostre, c'è stato nei giorni scorsi Garatti della neonata Fondazione Marca Treviso che le ha risposto indirettamente, no? Dicendo che le grandi mostre da sole non bastano, e ha lanciato anche un trinomio: golf, bicicletta e matrimonio all'italiana, no? Ammesso che le persone si sposino, dovrebbero venire a trovare una location a Treviso o in provincia per sposarsi. Interpreta questa uscita come un consiglio oppure come una cosa del tipo ognuno faccia quello che deve fare, al turismo ci pensiamo noi, il sindaco faccia il sindaco? Sì, visti il sindaco faccia il sindaco, difatti si deve occupare anche di turismo. Poi che il sindaco abbia la fortuna di potersi avvalere di una fondazione come Marca Treviso per poter spingere ancora di più sul tema del turismo è altrettanto vero. Ringrazio l'amico Garatti che mi ha dato dei consigli che tra l'altro noi accettiamo volentieri. Anche noi siamo fortemente convinti che quei temi che lui ha citato possano essere dei valori aggiunti, me ne verrebbero da aggiungere altri, perché l'enogastronomico è sicuramente un tema sul quale puntare molto, e tra l'altro anche un turismo a livello provinciale, perché siamo fortemente convinti che le potenzialità del nostro territorio siano davvero straordinarie sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista culturale, storico e enogastronomico. Quindi ben vengano questi consigli. La collaborazione con Marca Treviso è assolutamente positiva e quindi continueremo questo percorso di crescita del turismo della città di Treviso insieme a loro, con grandi risultati e anche con eventi a livello internazionale che vedranno veramente Treviso protagonista in ambito turistico. Io sono fortemente convinto che il binomio turismo e cultura possa far camminare Treviso da sola, vivendo soltanto di cultura e turismo. Certo, bisogna lavorare, perché bisogna far sì che Treviso sia pronta poi ad accogliere i turisti, sia da un punto di vista
di ristorazione che da un punto di vista di hotellerie. Quindi c'è molto da fare, c'è da cambiare un po' anche la mentalità, perché io non vorrei vedere i turisti che alle 14:30 di domenica non trovano un ristorante che gli faccia da mangiare, però sono convinto che la direzione sia quella giusta, e anche insieme a Garatti e a Marca Treviso riusciremo a cambiare questa mentalità e far diventare finalmente Treviso una città turistica. Come è rimasto con Marco Goldin, che mi sembra abbia in qualche modo salutato Treviso e la sua esperienza a Treviso? No, Marco Goldin tra l'altro è un professionista straordinario, un professionista che in qualsiasi città va porta dei risultati straordinari. Noi ovviamente stiamo facendo un percorso con delle aziende private che sosterranno il nostro progetto. Non appena saremo pronti, avremo definito anche l'apporto che queste aziende porteranno, potrò sedermi al tavolo con i vari protagonisti. Non c'è solo Marco Goldin, ci sono anche altre realtà che si sono fatte sotto per fare una loro proposta. Sono tutte realtà di altissimo livello, e quindi con molta serenità, non appena avremo definito il budget a disposizione, potremo sederci al tavolo per firmare i contratti. Io francamente fino a quando non so quanti soldi ho a disposizione, prima di firmare un contratto ci penso 2 volte. Quindi nulla ovviamente contro Marco Goldin, capisco anche che per tutte queste realtà sia un lavoro, e quindi se Treviso non dà delle risposte nei tempi che loro si aspettavano, devono cercare di trovare delle altre opportunità. Noi ovviamente non teniamo legati nessuno. Appena saremo pronti con il nostro budget, sposeremo il progetto migliore per la città di Treviso. Senta, in 30 secondi ci racconta la giornata tipica del sindaco di Treviso, se c'è una giornata tipica. Intanto sono tutte giornate molto entusiasmanti. Mi piace anche evidenziare come la visione di politica che avevo sempre portato avanti un po' in campagna elettorale, quella di essere a servizio dei cittadini, poi si ripercuota proprio nella giornata tipo. Quindi al di là delle telefonate, che sono migliaia ogni giorno, però tantissimi sono gli incontri con i cittadini che io vado a fare nei quartieri, dove c'è il problema, se ci sono dei problemi legati alla viabilità piuttosto che problemi legati alla sicurezza. Io amo andare proprio in quei luoghi, quindi passo molto tempo fuori dall'ufficio, poche ore in ufficio. La sveglia è prestissimo, anche perché cerco di fare un po' di attività fisica, perché altrimenti la vita del sindaco ti porta ad ingrassare un pochino, perché sai, gli aperitivi o il caffè o il biscottino che magari anche tante signore mi offrono quando mi chiamano per i sopralluoghi rischiano di farmi ingrassare. Quindi magari una corsetta, una camminata dalle 7 alle 8 cerco di farla, e poi sono completamente a disposizione dei cittadini. Questo mi sta riempiendo di responsabilità, ma di tanta gioia. Il tutto alla modica cifra di quanto guadagna il sindaco di Treviso? Ma il sindaco di Treviso prende attorno ai 4.000 euro netti. Secondo lei, paragonata come busta paga a quella dei parlamentari, degli parlamentari? Non amo fare questi paragoni. Ritengo che sia uno stipendio giusto in base alle ore di lavoro che si svolgono. Poi dipende sempre con che intensità uno lo svolge. Io sono convinto che sto prendendo questo ruolo di petto e ci metto sempre la faccia su tutti i temi e a tutte le ore, sabato e domeniche, mattina, pomeriggio e sera. Quindi sono convinto che sia uno stipendio assolutamente congruo. Tra l'altro ci stiamo impegnando a limitare tantissimi rimborsi, perché anche le uscite che facciamo noi non ci facciamo rimborsare quasi mai nulla. Quindi insomma credo che sia uno stipendio congruo. Sindaco, proprio in questo studio in campagna elettorale aveva detto che una delle cose più difficili da risolvere è la viabilità in certi punti caldi di Treviso, soprattutto nel periodo natalizio. Sul Putto qualche coda, qualche disagio l'abbiamo vista, così come una strada ovest che diventa, insomma, ci si mette un'ora a farla in orario di punta. Ecco, cosa pensa di fare? Che interventi ad hoc? Sì, è vero, da una prima analisi, dopo i primi 6 mesi di mandato, le problematiche che sono emerse
che sono principali, diciamo, nella nostra città sono sicuramente i parcheggi e la viabilità. Allora, per quanto riguarda la viabilità, è sotto gli occhi di tutti che appena succede un piccolo tamponamento piuttosto che 4 gocce di pioggia, il PUT è completamente in tilt, quindi è necessario andare a completare tutte quelle opere che ormai da decenni ne sentiamo parlare, che sono il quarto lotto della tangenziale, come il Terraglio Est, che sarebbe quel famoso anello di giunzione più largo del PUT, che consentirebbe quindi a tutti gli utenti di non andare ad intasare l'anello attorno alle mura, ma di spostarsi un po' più all'esterno. Ritengo che sia assolutamente fondamentale prendere per mano Viale della Repubblica, meglio conosciuta come Strada Ovest. Avrò a brevissimo un incontro con ANAS, perché vorrei chiedere che quell'opera venga considerata un'opera complementare della Pedemontana Veneta, anche perché non essendo un comune di confine o toccato dal tracciato, però il traffico della Pedemontana che uscirà a Spresiano si ripercuoterà poi inevitabilmente nel nostro comune. Ma che soluzione viaria immagina su Strada Ovest? Ma io credo che tantissimi semafori, ci sono tanti semafori che andrebbero sostituiti con almeno un paio di rotonde e un sottopasso. Così facendo noi consentiremo praticamente di non avere nessun semaforo dall'uscita del casello Treviso Sud a Treviso Nord. Praticamente sarebbe tutta una direttiva un senza semaforo. dove? Alle Stiore. È una soluzione che abbiamo già sul tavolo, porterò in regione e porterò all'ANAS. Credo che vista la bontà del progetto e visto anche che non è una cifra esagerata rispetto all'investimento della Pedemontana, potremmo trovare anche una sponda importante dalla regione da ANAS. Il collegamento diretto tra l'aeroporto di Treviso e il centro di Treviso arriverà nel 2019 o ancora troppo presto? Allora, nel 2019 arriverà il collegamento su gomma, che fino ad oggi non c'è mai stato. È cominciata già la sperimentazione durante il periodo di Natale, è stata un'ottima sperimentazione. Abbiamo dato mandato a uno studio di ingegneria di progettare lo studio di fattibilità per il collegamento su binario tra il centro di Treviso e l'aeroporto. Credo che quello sarà il progetto dei progetti, quello che cambierà veramente il volto della città di Treviso, anche perché immaginare finalmente una prima linea di metropolitana in superficie che parte dall'aeroporto e va a finire per esempio alla provincia di Treviso, passando per lo Scalo Motta, passando per la stazione centrale, passando per Santi 40, passando per l'ospedale, passando per la zona dogana, significa dare la possibilità di creare dei parcheggi scambiatori che quindi andrebbero ad alleggerire il traffico all'interno del centro storico. La cosa più importante da fare nel 2019, appena detto sindaco, la prima cosa ha detto il tema della criminalità, comunque della sicurezza. La cosa più importante del 2019? No, prendere per mano un nuovo piano parcheggi sicuramente, che faccia in modo che Treviso sia agevole da raggiungere e agevole da parcheggiare. Adesso abbiamo presentato e tra poco sarà anche attiva la nuova app dei parcheggi, che sarà molto interessante perché in base al luogo che dobbiamo raggiungere ci indicherà il parcheggio libero più vicino e ci accompagnerà anche lì, facendoci fare quindi il tracciato più breve senza girare a vuoto per diversi minuti. Quindi con il vice sindaco De Chicchi prenderemo subito per mano il tema dei parcheggi e poi sicuramente la viabilità che va risolta. Questa rivisitazione dei parcheggi comporterà un aumento delle tariffe, una diminuzione delle tariffe? Pensate di tenerle così come sono? Ma l'obiettivo di tutti gli ottimi amministratori è quello di migliorare il servizio, possibilmente abbassando il costo. Spero di riuscirci, sicuramente non alzeremo la tariffa. Django resterà dov'è? Django non risulta tra le associazioni autorizzate a poter svolgere attività all'interno di Open Piave. Noi i rapporti ce li abbiamo con Open Piave, che ha una presidente che li rappresenta. Tutto quello che è consentito all'interno di quella convenzione che è stata stipulata dalla precedente amministrazione con Open Piave è garantito. Tutto quello che non è garantito all'interno di quella convenzione e previsto dalla legge vigente purtroppo non sarà consentito. E quindi nel momento in cui scoprite altre irregolarità andrete là e farete una multa come è già stato fatto? O ci sono delle irregolarità che prevedono delle sanzioni, ci sono altre irregolarità che prevedono per esempio
lo scioglimento dell'accordo. Io spero che 4 ragazzi non buttino via quanto di buono anche altre associazioni all'interno di Open Piave stanno facendo. Il rischio è elevato perché continuano a comportarsi in modo anarchico senza rispettare né la legge né la sicurezza. Io francamente non manderei mai i miei figli a far festa in un ambiente che non è a norma. Quindi chiedo anche ai genitori di fare una seria riflessione e capire dove vanno i propri figli a festeggiare, ad ascoltare i concerti, perché se ci sono delle normative, delle commissioni di pubblico spettacolo e delle normative da seguire, credo che tutti devono seguirlo. Ci sono tantissime realtà nel nostro territorio che svolgono al meglio le loro attività, stando all'interno dei paletti della legalità. Non vedo perché Open Piave non debba farlo. Ma di fronte a 1, 2, 3 atteggiamenti al di là della legge, perché lei non li ha mai fatti sgomberare? C'è un problema anche di, così, vuole evitare una tensione in qualche modo? Io non voglio assolutamente creare tensione, io voglio soltanto che gli ambienti pubblici vengano usati secondo quanto previsto dai contratti della normativa. Senta, in politica ci sono spesso amicizie legate al momento in cui uno è in carica, no? Uno diventa sindaco, uno diventa assessore, uno diventa ministro e ha tanti amici. Chi sono, se ne ha, i suoi veri amici in politica? Ma io ho veramente tanti amici e poi la fortuna di far parte di un partito straordinario che mi ha sostenuto e continua a sostenermi, e oggi continua anche a trasmettere la loro esperienza. Quindi mi viene in mente sicuramente Giampaolo Gobbo, Giancarlo Gentilini, che sono stati i sindaci che mi hanno preceduto, ma mi viene sicuramente in mente il governatore Zaia, con il quale ho un ottimo rapporto, col quale mi confronto, non dico quotidianamente ma quasi, perché poi non vorrei stressarlo visto che ha già tanti altri impegni, però anche in lui trovo sempre una persona molto disponibile, molto saggia e molto sincera. E dopo vorrei evidenziare come ho una squadra di amici che sono i consiglieri comunali e la giunta, che stanno facendo un lavoro davvero importante e un lavoro di squadra che sta dando dei risultati pazzeschi. Mi viene in mente come abbiamo modificato il piano triennale delle opere pubbliche, che è stato proprio frutto del lavoro di tutto il Consiglio Comunale. Di questo li devo ringraziare. Lei è di fronte ancora qualche anno, insomma, da sindaco, ma il suo futuro come se lo immagina, ragionando in termini di 4-5 anni? Ma ancora in politica, ancora con la Lega, ancora a Treviso, in Regione, a Roma? Ma io sono un camminatore, tutti sanno che ho fatto almeno 2 volte il Cammino di Santiago. Il Cammino di Santiago ti insegna una cosa, che non è importante la meta, l'importante è il cammino, quindi bisogna vivere al massimo ogni giornata senza pensare troppo agli obiettivi e camminare, soprattutto fare i passi giusti, uno dopo l'altro e giorno dopo giorno. Quindi questa è la mia filosofia, non mi pongo obiettivi di carriera, mi pongo l'obiettivo di fare il meglio per la città di Treviso. Senta, le faccio un'ultima domanda, si prenda 10 secondi per rispondere. In politica molto spesso non si è neanche molto riconoscenti. Le faccio 4 nomi: Salvini, Gentilini, Gobbo e Zaia. Il sindaco di Treviso Conte, chi deve ringraziare di più di questi 4? Ma sicuramente questa è una domanda difficile, perché in realtà dovrei ringraziarli tutti quanti in egual modo. Facciamo così: ringrazio il ministro Salvini, perché alla fine Gentilini, Gobbo e Zaia hanno fatto il mio nome, ma alla fine l'ultima parola è stata di Salvini, e quindi ringrazio il ministro Salvini e lo ringrazio anche per il grande lavoro che sta facendo per la città di Treviso, per il Veneto e per lo Stato Italia. Ultimissima, si sente il vero erede di Gentilini, quindi il Gentilini versione 4.0? No, io mi sento Mario Conte, molto umilmente Mario Conte. Credo che quanto fatto da Gentilini e lasciatemi dire anche da Giampaolo Gobbo è stato veramente straordinario. Prima di arrivare a poter pensare di essere un loro erede bisogna lavorare veramente tanto e bisogna conquistarsi la fiducia dei cittadini giorno dopo giorno. Quindi intanto lasciatemi lavorare e poi fra 10 anni ne parleremo. E io ringrazio il sindaco di Treviso Mario Conte per questa lunga chiacchierata. Naturalmente rivolgo ancora a nome di tutti voi telespettatori e radioascoltatori i migliori auguri di lavoro per questo 2019 al sindaco Conte e a tutta la sua giunta. Grazie sindaco per essere stato qui con noi. Grazie a voi e ancora buon anno. Grazie a tutti per l'ascolto, restate sintonizzati sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. Arrivederci.